Buon pescato siciliano è un'idea condivisa con il presidente dell'organizzazione produttori della pesca di Trapani e delle Isole Egadi, Emilio Giacalone. Con lui abbiamo pensato di mettere in campo un'idea che ha trovato sponda nella misura 568 del programma operativo FEAMP 2014-2020, una misura che era rivolta a favorire e migliorare la commercializzazione dei prodotti ittici. Per cui abbiamo pensato di mettere in atto tutta una serie di azioni che hanno come comune denominatore quello di poter aiutare i nostri soci pescatori a migliorare la loro redditività. Purtroppo le regole sempre più stringenti, norme sempre più restrittive, la nostra flotta rigate su una delle aree marine protette più grandi d'Europa, se non la più grande, e quindi sostanzialmente abbiamo pensato che un probabile strumento per migliorare la loro redditività fosse quella di mettere in luce il cosiddetto pesce azzurro, che noi chiamiamo il pesce povero. L'OP si è costituita nel 2009 ed ha avuto il riconoscimento da parte del Ministero delle Politiche Agricole nell'agosto del 2012. Molte le specie ittiche che hanno avuto il riconoscimento, tra cui ricordo il tonno e il pesce spada, la triglia rossa piuttosto che il gambero rosso. Le specie meno conosciute, che possono essere le boghe, gli zerri, i sugarelli, nonché le alice e le acciughe. La nostra organizzazione si pone come obiettivo quello del sostentamento del reddito dei nostri pescatori. Per questo nasce il progetto che stiamo portando avanti sul pesce povero, che nell'agosto del settembre del 2018 ci siamo intestati come associazione. Oggi iniziamo con le sarde marinate, proprio semplici per sentire proprio il gusto della sarda. Si delisca, ma se avete una pescheria di fiducia potete farvele dare già diliscate, altrimenti si apre, si toglie la testa, si apre e si toglie la lisca tutta intera. E viene un filettino. Quindi fai vedere lentamente, togli la testa, aperta al centro, pulita, cerchiamo la lisca, piano piano con le dita, ecco, si apre, si toglie la lisca ed ecco qua. Un po' di succo di limone fresco, un po' di sale delle nostre saline, un pizzico di pepe, e un filo d'olio, l'olio delle valli trapanesi. Facciamo riposare un'oretta. Si fa riposare un'oretta e già vedete in qualche punto dove il limone è arrivato di più già ha cominciato a cuocersi, da noi si dice, a cambiare leggermente colore. E un'oretta è un antipasto fresco o da abbinare a una bella insalata per una cena leggera, ma molto nutriente. Naturalmente il pesce va abbattuto, cioè va passato nel congelatore per alcune ore. Questo per garantire la solubilità del pesce crudo. Questo vale per tutti i pesci crudi.
Il pesce azzurro bisogna consumarlo tutte le volte che se ne sente la necessità. Il pesce si chiama il principe della tavola. Tutte le volte che io ho l'opportunità di utilizzarlo è bene utilizzarlo. Può essere utilizzato come condimento in abbinamento a un primo piatto, perché comunque mi crea la sinergia di un piatto completo, quindi carboidrati, proteine e poi delle verdure a supporto. Può essere utilizzato solo come un secondo piatto, contornato di verdure e di una buona quantità di olio di oliva, perché l'olio di oliva permette di migliorare, si dice, il pattern dei grassi e di conseguenza di migliorarne l'assorbimento allo stesso tempo quando noi lo andiamo a mangiare. Quindi gli omega 3 di cui è molto ricco sono diciamo indicatissimi e oltretutto hanno un'azione sinergica proprio con l'olio di oliva e i polifenoli in esso contenuto. Un piccolo appunto su due categorie di persone, gli sportivi e le donne in gravidanza. Gli sportivi ne hanno beneficio perché li mantengono leggeri, gli danno l'apporto nutrizionale di cui ha bisogno e in fase di recupero gli omega 3 in esso contenuto aiutano a ridurre la fase di recupero. La donna in gravidanza, che generalmente viene un po' limitata nell'apporto dei cibi e soprattutto sul pesce, in quanto ci sono altri tipi di pesce che sono definiti pesce azzurro, quale il tonno per esempio, che viene sconsigliato in gravidanza per l'apporto di metalli pesanti. Invece il pesce povero, quindi questo pesce di piccola taglia che è abbondante dal punto di vista proprio della quantità nei mari, mi permette allo stesso tempo di non avere una vita lunga e quindi di non accumulare per lungo tempo il mercurio, quando io lo vado a mangiare non mi dà quella quota letale o fastidiosa, tossica che può avere una donna in gravidanza quando mangia questo tipo di pesce. Un'altra cosa importante è, da buon nutrizionista, guardare anche la sostenibilità, sostenere l'utilizzo del pesce, cioè come pesce, il pesce povero, essendo presente in grandi quantità, avendo una stagionalità, quindi una periodicità in cui maggiore quantità in un periodo dell'anno rispetto ad un altro, ma ripeto sempre presente sulle nostre tavole, ci permette di avere anche un occhio di riguardo all'ambiente. Oggi dal mare, dai nostri pescatori che praticano una pesca sostenibile dell'AOP di Trapani e delle Isole Egadi, ci sono arrivati delle meravigliose boghe, opi in siciliano nel nostro territorio. Boghe che nel periodo di primavera sono il momento diciamo in cui sono più buone, ma sono buone anche tutto l'anno. Facciamo una ricetta antica, di famiglia, di una famiglia di pescatori trapanesi. Rosi. Sì. Allora, oggi vi vogliamo proporre questo pesce che solitamente lo troviamo utilizzato molto spesso per fare il tradizionale couscous, quindi per fare le zuppe di pesce, in una versione diversa, ma che appunto trova origine nella familiarità, nell'ambito familiare. Questa è una classica ricetta di quelle che vengono tramandate da madre in figlia, da nonna a nipote, quindi che ha anche un certo romanticismo in sé, no? E allora noi procederemo a preparare questo piatto utilizzando pochi elementi semplici ma gustosi. Partiamo dalle nostre ope, che sono state, diciamo, lavorate in modo particolare, perché oltre a essere state pulite all'interno, e quindi come si fa solitamente togliendo tutte le squame e le interiora, è stata fatta un'incisione nella parte superiore del pesce in modo da aprirlo e di eliminare la lisca all'interno che di solito troviamo. Quindi questa è l'operazione principale che dobbiamo fare per preparare il nostro pesce. Dopodiché ci andremo ad occupare di quello che sarà il ripieno del pesce, perché queste saranno delle ope ammuttunate, cioè riempite. Quindi andiamo a prendere la nostra mollica di pane fresco, a cui andremo ad aggiungere tutta una serie di aromi per renderla più saporita e gustosa. Cominciamo dal sale, un pizzico di sale, poi andremo a mettere l'uva passa e i pinoli, molto presenti nella cucina siciliana, del pomodoro secco,
che andremo a tagliare finemente. Quindi tutti elementi che abbiamo nella nostra dispensa. Eh sì, più o meno penso che tutti noi abbiamo questa materia prima a disposizione facilmente nelle nostre cucine. Dico il pomodoro secco, infatti voglio dire, può anche essere sostituito qualora non l'aveste a casa a portata di mano anche con un cucchiaio di passata di pomodoro, con del pomodorino fresco. Dopodiché aggiungiamo dell'olio extravergine di oliva che ci aiuterà a amalgamare meglio il nostro ripieno, un po' di pecorino grattugiato che dà un maggiore sapore al ripieno e andiamo a mescolare bene il tutto. Aggiungerei un altro po' d'olio in modo da renderlo più compatto. A questo punto, una volta che il nostro composto, il nostro ripieno sarà pronto, andiamo a riempire il nostro pesce. Gli mettiamo un po' di sale all'interno. Ci sono le uova. Sì, ci sono le uova che possiamo lasciare per gustarle poi insieme al resto del pesce. E andiamo a riempire la nostra boga. Io preparo la padella. Sì, quindi mettiamo dell'olio nella padella e lo facciamo scaldare perché il nostro pesce verrà cotto in padella. Allora, prima di metterlo in padella a friggere, noi sbattiamo un uovo con un pizzico di sale e di pepe. Passiamo il nostro pesce nell'uovo in modo che si prenda bene di uovo e poi lo mettiamo a friggere in padella. Lo facciamo cucinare per bene prima da un lato e poi dall'altro. Su tutti i lati, anche da quello aperto dove c'è il condimento. Nel frattempo che il nostro pesce cuoce, noi prepariamo il piatto che andremo a utilizzare per l'impiattamento. No. Pronto? Pronto! Ci siamo! Ok. Facciamo così scolare l'olio in eccesso. Abbiamo preparato delle foglie di insalata per decorare il nostro piatto e dargli una nota anche di colore. Ok. Volendo
possiamo utilizzare un pesto per accompagnare a base di basilico e mandorle per accompagnare il nostro pesce. Ecco qua, e il piatto è pronto. Interessante, no? Molto interessante. Quanto costa questo piatto? Allora, questo piatto ha un costo intorno a €1. Quindi una ricetta che vede protagonista questo pesce a cui si aggiungono degli elementi molto importanti, molto buoni, come l'uva passa che dà la dolcezza, ma anche il pomodoro secco che è molto sapido, quindi tra di loro questi ingredienti si amalgamano molto bene, arricchiscono il buon pesce. Partendo quindi da una materia prima povera si ottiene un piatto molto buono. È sempre sostenibile, Sempre 2 volte. sostenibile 2 volte. Quindi buon pescato siciliano. Buon appetito! I nostri amici del OP Trapani e Isole Egadi ci hanno fatto un piccolo regalo: le sarde salate e lo sgombro sott'olio. Allora abbiamo pensato cosa possiamo fare con questi 2 piatti. Oggi vanno molto di moda gli aperitivi, tutti questi stuzzichini più freschi, insomma, da anticipare la cena, o proprio anche poi alla fine ci fai una piccola cena. Allora eccoci qua con Ciccio, il nostro mastro pizzaiolo. Abbiamo scelto una pizza fatta con grani antichi siciliani, lenta lievitazione, in particolare di tumminia e russello, e abbiamo scelto la nostra rianata. La rianata è la pizza trapanese per eccellenza, quindi quale connubio tra mare e terra migliore potevamo scegliere. Abbiamo il pomodoro di pennola o il pizzutello, l'importante è che sia un ziccagno, in modo da non avere troppo acqua che rovinerebbe l'impasto, l'aglio rosso di Nubia, tagliato piccolo piccolo, e la nostra sarda, già tolta dalla latta con il sale, lavata sotto il getto d'acqua in modo da togliere il sale e le squame, e messa con un filo d'olio. La si può preparare e lasciare in frigo per qualche giorno e può essere utilizzata come condimento con l'insalata o anche mangiata così semplice, è veramente interessante. Un pizzico di pecorino stagionato DOP Sicilia, naturalmente lavorato al latte crudo, e il profumo di origano siciliano. Immancabile l'olio extravergine di oliva. Questo è anche un presidio slow food perché viene da un oliveto che ha oltre 150 anni. E ora andiamo al forno. Dopo la nostra meravigliosa rianata abbiamo preparato l'impasto dello sfingione palermitano, fatto di tumminia. Se vedete, l'impasto ha un'idratazione circa dell'80%, quindi rispetto alla pizza è molto più morbido, quasi detto qua per la parte da è tipo una sfingia, una frittella. Ecco, ora siccome ci sono i tempi di lavorazione, abbiamo preparato un po' di ore fa l'altro impasto che è pronto per essere infornato, perché dopo che viene lavorato si stende nella teglia e si lascia lievitare con una seconda lievitazione. Viene bagnato con una miscela di acqua e olio per ammorbidirlo in fase di cottura.
anche perché noi facciamo una cottura a forno a legna, perché con i forni elettrici insomma si può gestire l'umidità, qua dobbiamo gestirla all'antica. Andrà in forno per un quarto d'ora. Sale grosso. Noi in questo caso la facciamo semplicissima, si può mettere anche del rosmarino ed è molto buona, oppure il classico sfingione alla palermitana. Bucarellato perché altrimenti gonfia, diventa un pallone, una mongolfiera. Andiamo in forno. Abbiamo aspettato la cottura, fatto raffreddare la nostra focaccia, l'abbiamo tagliata a quadretti ed ecco qua pronta per essere guarnita per il nostro aperitivo. Mettiamo della ricotta lavorata al latte crudo, ricotta di pecora. E un filetto d'acciuga, semplicissimo. La ricotta addolcisce il selvatico, diciamo questo sapore forte dell'acciuga, lo ingentilisce e lo nobilita. Un'altra piccola idea, delle fettine di pomodoro. E dello sgombro sott'olio. Sono arrivati due amici, abbiamo questa focaccia che dura anche 48 ore, sempre morbida e fragrante. Abbiamo un bel bicchiere di vino bianco, un bel Zibibbo per esempio. E abbiamo pronto in 2 minuti un aperitivo.